Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, sei pronto? Prontissimo! Inizia una nostra nuova avventura. Un nuovo viaggio! Tra paesaggi straordinari, natura, alberi, lavoro! Protagonisti dei nostri viaggi sono i luoghi che la storia e l'ambiente ci regalano. State con noi. Inizia la Racola. Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa. sei contento? Contentissimo, ma dove mi hai portato? Qui siamo davanti al Teatro di Belluno dedicato a Dino Buzzati. Visiteremo la città e poi ci sposteremo sul Nevegal. Ah, ma quindi anche Valmorelle e Alpago. Insomma, la provincia di Belluno sarà nostra. Vai! Andiamo, via! Andiamo. Benvenuti a Belluno, città splendente. Ho voluto così partire da questo palazzo, il Palazzo Crepadona, che è uno dei palazzi storici della nostra città per la cultura, e lo sarà sempre di più anche perché è appena stato ristrutturato e qui avrà sede la nuova biblioteca della città di Belluno. Qui siamo nel cuore della città, abbiamo anche tanti palazzi storici qui in centro, dall'auditorium, che anche quello è un palazzo appena ristrutturato, che avrà sicuramente la possibilità di essere fruito entro la fine dell'anno. Abbiamo il Teatro Buzzati, abbiamo il Palazzo Fulcis, sede del Museo Civico, che entro l'anno sarà intitolato a Sebastiano Ricci, un altro dei nostri illustri concittadini che si sono distinti attraverso la cultura nel mondo. So che adesso continuate il percorso qui nel nostro territorio, nella nostra città, e quindi verso il Nevegal, e quindi lì sicuramente è un luogo all'aria aperta, sicuramente adatto per le famiglie e tante attività sportive, quindi buon lavoro e buon viaggio a tutti. Eccoci sul tetto di Palazzo Crepadona, nel cuore storico della città di Belluno, che ha una radice, riferendomi al toponimo, davvero particolare. In lingua celtica, da bel, che significa splendente, e dunum, che significa città fortificata. Quindi sostanzialmente Belluno significa città splendente. I paleoveneti arrivano qui, su questa terrazza naturale tra i torrenti Ardo e il fiume Piave, già nel primo millennio a.C., risalendo la valle della Piave e creando una comunità stabile. Poi c'è l'arrivo dei Romani nel 200 a.C. e nel I secolo diviene municipium romano all'interno della regione di quel momento, che era la Venezia et Istria. Rimane tanta memoria dell'epoca romana. In centro storico, per esempio, Porta Doiona, che deriva da Doion, che significa torre d'avvistamento, quindi di epoca sempre romana. Il foro si dice fosse collocato o in Piazza Erbe o in Piazza Duomo. Molti ritrovamenti ci ricordano quel momento importante, ad esempio il cippo funebre di Flavio Stilio, che è conservato proprio al piano terra di questo palazzo. Belluno fu assalita da Unni, Visigoti, Vandali, Eruli, periodo davvero complesso per tutta la penisola italiana dopo la fine dell'impero. Nel 568 arrivano qui i Longobardi, scendono appunto in Italia e qui creano uno scudascio, cioè una sorta di punto amministrativo, quindi il governatorato dell'area prealpina e montana che oggi è caratterizzata dalla provincia di Belluno. A un certo punto c'è la presenza dei Franchi, i quali per vincere i ducati longobardi
formano delle contee. La contea di Belluno viene affidata ai vescovi conti, in particolare nell'882 assurge a governatore della città il vescovo Aimone. Poi c'è stata una serie di nuovo invasiva medievale con la presenza dei Visconti, degli Scaligeri, dei Carraresi, fino al 1404, anno in cui la città di Belluno si dona pacificamente alla Serenissima Repubblica di Venezia. Ricordiamo poi la fine di Venezia, della dominante, la presenza quindi dei francesi di Napoleone Bonaparte che saccheggiano la città e scalpellano tutti i simboli della Serenissima. Questo scempio è ancora oggi assolutamente visibile. Poi l'impero austro-ungarico, la Grande Guerra, e pensate che durante la Prima Guerra Mondiale ci fu un anno terribile, l'anno della fame, e poi durante la Seconda Guerra Mondiale perirono 3.000 persone. Ci fu un momento in cui la gente decise di migrare verso altre località e poi Belluno, nella seconda metà del Novecento, rifiorisce e oggi possiamo godere di questa città antica con questi viali pazzeschi, un centro storico rinascimentale che pulsa vivacità, la cultura è fortissima e noi oggi viaggiamo attraverso l'entroterra, vicini a questa città, un po' seguendo le orme del grande Dino Buzzati. Da qui ci sposteremo in quell'altopiano lussureggiante che è il Nevegal. Sul Nevegal io e Lele abbiamo usato la seggiovia della Dolomiti Ski Line non tanto per sciare, non tanto per farci una passeggiata, ma per raggiungere un gruppo di ragazzi, un po' pazzerelli, che praticano uno sport sconosciuto ai molti che si chiama downhill. Ma il caro Giuseppe adesso ci spiegherà questo sport. Cos'è? Cos'è il downhill? Allora, il downhill innanzitutto partiamo da un'area un po' più grande, è una disciplina della mountain bike, in particolare uno sport gravity, quindi di discesa. E, è uno sport che ti permette di fare mountain bike all'aria aperta in delle strutture artificiali, come qui nella Dolomiti Ski Line, e in dei sentieri fatti artificialmente, quindi in mezzo alla natura ma con dei salti, delle paraboliche che ci permettono di divertirci al massimo. E questo sport esiste sia a livello dilettantistico, quindi amatoriale, solamente per divertirsi, che anche a livello agonistico, quindi esistono delle gare in cui i concorrenti hanno un punto di partenza, un punto d'arrivo e devono metterci il minor tempo possibile per fare la discesa. C'è anche la disciplina senza Dolomiti Ski Line, giusto? Sì. Cioè si pedala anche in salita? Sì, esiste anche una disciplina sempre della macro area gravity, sempre della mountain bike, che si chiama enduro, che è circa come il downhill, quindi andiamo sempre in discesa, l'obiettivo è sempre la discesa, ma anziché risalire con degli impianti di risalita, con delle seggiovie e delle cabinovie, dobbiamo pedalare, quindi salire con le nostre gambe. So che c'è anche un'associazione, ma dell'associazione andremo a parlarne con Lorenzo. Quindi io ti saluto, ti lascio scendere, mi Grazie. raccomando, in sicurezza e con attenzione, Sempre. buon divertimento. Grande Lasciamo il Giuseppe. casco e andiamo. Vai, 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 vai. Abbiamo raggiunto Lorenzo che, dopo che Giuseppe ci ha spiegato cos'è il downhill, ci racconta un po' dell'associazione che avete fondato qui nel Nevegal. Ricordiamo a tutti prima che Lorenzo d'inverno fa l'istruttore di sci. Esatto. D'estate invece l'istruttore
di mountain bike. Ma adesso ci spiegherà l'associazione. Proprio perché il Nevegal si vive sia d'inverno che d'estate, cioè tutto l'anno. Parliamo dell'associazione, caro Lorenzo. Allora, l'associazione è la Dolomiti Mountain Bike e siamo nati quest'anno. Organizziamo dei corsi sia partendo dai bambini, quindi di livello base, fino ai ragazzi che fanno le gare di enduro e downhill, che sono le discipline più riguardanti la discesa delle bici, Ok. quindi un po' più estreme, considerate estreme, e che qua mancava come possibilità per i ragazzi di divertimento, che sono delle attività molto ricercate, ma qua mancava qualcuno che si prendesse la responsabilità e la briga di portare in giro sti ragazzi a fare le cose un po' matte. Esatto, un po' matte, come si diceva prima con Giuseppe. Oltre a prendersi la responsabilità dei ragazzi un po' matti, voi vi occupate anche e date la possibilità anche a chi non è più ragazzo o chi magari viene su solo un giorno di fare, di amare, di vivere la montagna d'estate. Assolutamente, per il turista, per chi vuole conoscere meglio i tracciati della zona, noi organizziamo tour, facciamo vedere i punti più panoramici più belli, oppure possiamo organizzare anche delle lezioni tecniche private per qualcuno che vuole migliorare alcuni aspetti tecnici relativi alla bici. Quindi si può essere inesperti e c'è da vedere, e anche per i più esperti riuscite a organizzare. Esattamente. Non togliamo altro tempo a Lorenzo perché deve istruire i suoi ragazzi, un po' matti, però divertiti. Grande Lorenzo. Ciao. Ecco, questi sono i momenti che mi piacciono molto perché c'è una pace assoluta. Siamo ancora nel comune di Belluno. Belluno ci guarda dal basso in questo momento perché siamo circa a 1300 metri di altitudine, sopra l'altopiano del Nevegal. La parte, quella più conosciuta, più frequentata, è circa 1000 metri. Da lì poi partono gli impianti di risalita, tanto cari a chi abita in provincia di Belluno, ma non solo. Io parlo da veneziano. Questo era un luogo dove da bimbi si saliva per imparare a sciare, per godersi la natura montana più vicina alla città di Venezia. Oggi è ancora così, adesso i lavori di sistemazione sono ormai arrivati quasi alla fine, c'è molta accoglienza, c'è uno spirito molto bello perché si è a pochi passi dal centro storico di Belluno e mi immagino, così con uno sguardo immaginifico, Dino Buzzati che passeggia per questi monti, che guarda e osserva i panorami, che cerca di creare lungo i suoi percorsi nuove storie, nuovi racconti. Poi qui è bellissimo perché a pochi passi dal giardino botanico del Veneto orientale abbiamo una vista pazzesca. Si può vedere il Cansiglio, il lago di Santa Croce, quindi l'Alpago, le vette feltrine, alcune delle vette dolomitiche più importanti, per esempio il Pelmo, e ovviamente la Valle del Piave e la bellissima Beldunum, città splendente. Quindi recupero le mie energie e questo mi rende davvero appagato e felice per poi continuare questa nostra avventura che ci ha ancora una volta portati nel bellunese, ma ammetto che mai si è paghi di vivere questi ambienti misti di storia e natura, ovviamente in alcuni posti antropizzati, dove è nata una città in cui la romanità, il Medioevo, il Rinascimento hanno trionfato e ci donano pensieri positivi che terrò per sempre con me. Oh, buongiorno! Buongiorno, Molto piacere. benvenuto nel Grazie. Giardino Botanico del Nevegal. Ci troviamo all'interno della riserva naturale statale di Monte Faverghera, che è stata istituita fin dal 1971, ma l'area era già operativa, diciamo, come scrigno di biodiversità fin dagli anni 50, grazie ad una sinergia tra l'ex Corpo Forestale dello Stato, un botanico e appassionato bellunese e il comune di Belluno che ha messo a disposizione quest'area. È un'area di ben 6 ettari, l'altitudine varia dai 1400 ai 1600 metri e quindi troviamo habitat e zone climatiche anche parzialmente
completamente diverse, con tutto quello che ne consegue a livello di biodiversità, di fauna e anche di flora, soprattutto di flora. I percorsi che si snodano all'interno di questo giardino e che avrei piacere insomma di mostrarle hanno una concezione particolare, perché noi troviamo le varie specie floristiche non all'interno di singole aiuole ma nei loro habitat, e i percorsi ci portano appunto a scoprire i diversi paesaggi che sono autoctoni, in alcuni casi da noi curati perché da sempre esistenti, in altri casi ricostituiti a seguito di eventi spesso catastrofici come la tempesta Vaia. Una curiosità che magari anche a casa si staranno chiedendo, ma il ruolo dei carabinieri qui all'Orto Botanico qual è? Il raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Roma e poi i reparti che si trovano sul territorio, in questo caso quello di Belluno, gestiscono le riserve naturali statali. Noi all'interno della provincia ne gestiamo ben 10, tra cui questa. 8 sono ricomprese all'interno del perimetro del Parco Nazionale, le altre 2 invece sono fuori dal perimetro. Qui ci troviamo in zona Nevegal, quindi in comune di Belluno. I carabinieri si occupano di conservare la biodiversità di questi posti, fare ricerca scientifica anche interagendo con enti esterni di ricerca, soprattutto con le università, e poi comunque fanno attività divulgativa. Questa attività divulgativa è immediatamente dimostrabile attraverso appunto tutti i cartellini che vanno ad illustrare le varie specie di piante che si trovano qui all'interno del giardino, oltre alle visite guidate che il nostro personale specializzato fa nei confronti dei visitatori. Consigliamo sempre, nel caso di gruppi, di prenotare in maniera tale da fornire un servizio il più efficiente possibile. Al singolo visitatore invece facciamo da guida per un giorno. Quindi qualsiasi persona voglia può venire qua e fruire di questo paradiso così ben mantenuto da esatto, l'ingresso è totalmente gratuito, okay. Ed è totalmente gratuita anche qualsiasi visita guidata. Siamo ovviamente aperti soltanto in periodo estivo perché qui d'inverno c'è la neve, e i nostri visitatori possono arrivare da metà giugno circa fino a metà settembre. Il periodo di miglior fioritura è sicuramente da metà giugno a metà luglio, e in più è possibile vedere l'evoluzione appunto della flora qui presente in nel periodo estivo, quindi dall'inizio della fioritura alla fioritura completa fino poi ad arrivare al periodo autunnale. Quindi vedete Nevegal sì d'inverno ma anche d'estate. Potete venire qui appunto dalla primavera, immagino che ci sia un'esplosione di colori e di profumi. È davvero un posto da non perdere, ma adesso intanto lo visito io e apprezzo tutto il lavoro che il Corpo di Carabinieri sta facendo per tutti noi. E forse riusciamo a vedere anche qualche pianta ancora in fioritura. Non vedo l'ora. Andiamo? Andiamo. Questo è il percorso botanico, ma ce ne sono altri. Sì, abbiamo anche il percorso carsico che mostra proprio le caratteristiche di questi territori, e anche il percorso panoramico che è bello da vedere praticamente in tutta la stagione estiva, anche in autunno, e in giornate di particolare trasparenza è possibile anche vedere la famosa regina delle Dolomiti, cioè la Marmolada. Ma io so che qui all'Orto Botanico c'è un'altra regina importante, anche se ormai un po' rara. È la regina delle Alpi. È una pianta che purtroppo si avvicina al rischio di estinzione, da un lato perché essendo così bella spesso i turisti la raccolgono, esatto, e poi perché anche i cambiamenti climatici, secondo dei recenti studi, soprattutto le prolungate ondate di calore, vanno ad influire appunto sulla sua sopravvivenza. Oggi, come vedete, c'è tanto bosco. Questa betulla è una specie pioniera, è una specie colonizzatrice e che rispetto alle piante endemiche di questi territori riesce a sopravvivere meglio, e quindi spesso ne prende il posto, perché le piante come la regina delle Alpi vanno a cercare condizioni climatiche diverse e quindi si sollevano di fascia climatica e spariscono da territori come questo, ed è proprio per questo che noi ci teniamo tanto e cerchiamo di curarla avendone molto cura, proprio per la sua bellezza e per la sua rarità. Bene, noi adesso andiamo in pubblicità, però prima andiamo a vedere la regina vicino. Va bene. Andiamo.
Mi trovo in un luogo di meditazione, dove sento le trame di Dino Buzzati. Siamo in Val Morel, questa vallata molto lussureggiante, a pochi passi dalla città di Belluno, sostanzialmente. Questi luoghi sono cari al grande scrittore noto in tutto il mondo, soprattutto attraverso il deserto dei Tartari, ma nel 1971 pubblica I miracoli di Val Morel, appunto, dove racconta dei miracoli immaginari che seguono un po' la tradizione della Val Belluna, attribuiti a Santa Rita da Cascia. E poi lui racconta a se stesso che va alla ricerca di questo sorta di santuario dedicato a questa santa e trova nient'altro che un grande masso coperto di ex voto, cioè di segni lasciati da qualcuno che evidentemente è stato graziato nel corso della propria esistenza, grazie ovviamente alla preghiera, alla devozione alla santa. È diventato un libro di racconti immaginifici con gli stessi disegni di Dino Buzzati, che amava definirsi più pittore che scrittore, e hanno lasciato un segno importante per quest'area del Veneto, tanto che c'è questo sentiero a lui dedicato nel comune di Limana, che ci porta alla scoperta della fantasia, dell'interiorità, dell'intrame di questo grande autore. Oggi abbiamo la fortuna di incontrare un altro grande autore contemporaneo che lavora, vive e scrive in provincia di Belluno, in Alpago soprattutto, ma lo incontriamo qui, lungo il sentiero di Buzzati in Val Morel, e ascoltiamo le parole di Antonio Bortoluzzi. Siamo qui in Val Belluna, a Val Morel, la terra che è stata anche di Dino Buzzati. E io credo che essere su una terra che è la terra di un autore sia straordinariamente importante, perché Buzzati è un autore internazionale, significa che è studiato, letto in tutto il mondo. E qui da noi credo abbia la propria patria. Lui è nato a Villa San Pellegrino nei pressi di Belluno nel 1906 e fin da bambino ha respirato, ha camminato, è stato di questi luoghi, quindi il Piave, la città di Belluno, la Val Belluna, come dicevo, le Dolomiti, sono i suoi luoghi del fantastico, dell'immaginario, anche della sfida, dell'avventura. E io credo che in età matura abbia trovato anche la quiete che tanto ambiva a cercare. Buzzati è indubbiamente uno scrittore che ama la propria terra, la terra bellunese, e non di un amore, per citare un suo romanzo molto famoso, ma dell'amore della vita. E questo amore, secondo me, è ricambiato dalle genti bellunesi e dalla città di Belluno, che dal 2023 gli ha dedicato il teatro comunale, ora Teatro Dino Buzzati. Ora abbiamo un bel luogo intorno a noi e abbiamo dei grandi libri di Dino Buzzati, e quindi la cosa migliore, secondo me, è leggere e camminare, prendere dei racconti, andare in un posto come questo e riscoprire i luoghi e i racconti, e andare quasi ad annullare la dimensione del tempo, che era una delle ricerche di Dino Buzzati, e chissà che da una siepe o da una curva improvvisa del sentiero non compaia il nostro Dino Buzzati alla ricerca magari di Santa Rita. Piacere trovarti, Antonio. Lei è grandissimo. Guarda che panorama. Quella è la Valle del Piave, no? Questa è la Valle del Piave. Siccome oggi parleremo da Torre del Vajont, dobbiamo provare a immaginarla con la fiumana nera quella notte del 9 ottobre 1963. Da poco, appunto, si è ricordata quella immane tragedia, con addirittura la presenza del Presidente della Repubblica. Giustamente si è ricordato cosa l'uomo riesce a provocare. Questa però è una storia diversa, Antonio. Qui si parla di un lavoratore, un saldatore. Quindi hai messo insieme un po' alcuni lati del tuo percorso esistenziale, legandolo a quell'immane tragedia. Cosa ne è uscito? Ne è uscito un libro che sto portando tanto in giro e che mi dà tanta soddisfazione, e spero possa contribuire a tenere viva la memoria del Vajont.
È la storia di un sessantenne che partecipa a una visita guidata alla centrale di Soverzene, va nella diga, va negli anfratti della diga e poi su al coronamento, cammina sulla frana del Monte Toc e pur essendo uno della zona, che lavora in zona industriale tra l'altro, è come gli si apre come un nuovo mondo, attraversa come una soglia e da quel momento cominciano ad arrivare in lui una serie di immagini, di ricordi di infanzia, dei giochi nell'acqua, di quel modo di vivere queste valli che seppur vicino al Vajont, vicino a Longarone, ai luoghi del disastro, per tanti anni ha quasi voluto dimenticare. E quindi l'hai scritto con una forte potenza emotiva, immagino. Hai in qualche maniera cercato di ricostruire questa valle, cosa è accaduto in quel momento storico. Cosa è accaduto in quel momento, come si è arrivati alla costruzione della diga, cosa ha rappresentato quell'impianto industriale in mezzo alle nostre montagne degli anni 60 e 50, così selvatiche e lontane dalla modernizzazione, e cosa è cambiato dopo. E attraverso appunto i racconti familiari che ho e i racconti che mi hanno donato i miei colleghi e colleghe della zona industriale di Longarone dove lavoro, e che in tanti anni, io lavoro là da 30 anni, mi hanno arricchito di tante testimonianze, alcune note e altre no. E le ho raccolte così in questo racconto. È un libro ovviamente scritto molto bene, perché la capacità di disegnare la lingua di Antonio è ben nota, tanto che Marsilio insomma ti ha preso con sé. Questo libro non diciamo quante copie o perché, ma sta andando molto bene. Non è uscito da molto, ma vedo che quando te ne parlo sorridi, quindi vuol dire che sei contento. Sì. Che la gente apprezzi ciò che hai scritto e si senta partecipe di questa vicenda. Mi piacerebbe se tu chiudessi con alcune parole che tu stesso hai scritto nel tuo Volentieri. Io quando ho cominciato a scrivere questo libro avevo tanti timori. Una storia difficile comunque. Sì, perché poi vivendo a Longarone tutti i giorni, tu per tu con le persone che hanno perso tutto in quella tragedia, in quel dramma, in quella strage civile, non puoi scrivere tanto perché puoi sempre incontrare alla mattina uno che ti dà uno spintone e ti dice cosa hai scritto, perché? Cosa, e ti rende conto di quello che hai scritto. Quindi questo è stato un sacro terrore che io ho avuto. Però io ho pensato una cosa, Lele, prima di cominciare, prima di scrivere le prime parole, poi invece la scrittura è stata molto facile. Io devo provare a raccontare con sincerità. Quando ho cominciato poi a scrivere le prime parole, proprio con questo inizio, mi è sembrato di essere sulla strada giusta e ho provato a scrivere con sincerità. L'acqua. Stamattina, prima di essere completamente sveglio, mi sono venute in mente le parole che un vecchio collega di lavoro, un superstite del Vajont, mi disse in un giorno di sole, mentre guardavamo la distesa di capannoni da sopra il tetto dello stabilimento lungo il Piave. Qua, sotto la ghiaia, ci sono ancora i nostri morti, dico le famiglie e i bambini. Per me non sarà mai una zona industriale come le altre. Lavoro da 30 anni nella zona industriale di Longarone. Ieri ho partecipato alla visita guidata alla centrale di Soverzene, alla diga, alla frana del Monte Toc e l'acqua non mi esce più dalla testa. Grazie Antonio. Grazie. Grazie davvero. Un albero che abbiamo già incontrato molte volte, qui in mezzo ai ciclamini, l'abete rosso. A me è caro perché è l'albero cantante, l'albero di risonanza, perché produce un legno che ha la facoltà di vibrare e quindi usatissimo per gli strumenti musicali. Stradivari usava l'abete rosso per i suoi violini e lo cercava perché di solito ce n'è uno su 1000 che risuona a dovere. L'abete rosso è detto anche albero maschio. Maschio è improprio, biologicamente parlando, perché è una pianta monoica, quindi organi maschili e femminili coesistono, ma maschio per il suono che i suoi tronchi, sbattendo uno contro l'altro, una volta tagliati per far fluitare fino alla dominante, quindi costruire quell'enorme palafitta che era Venezia, sbattendo provocavano un suono grave, quasi maschio, per quello detto l'albero maschio. Forse non vi ho mai raccontato la leggenda dell'uccellino che, dimenticato dal suo stormo, si rifugiò tra i rami dell'abete rosso. L'abete rosso, che perdeva le foglie, riuscì a resistere
tutto l'inverno per tenere caldo all'uccellino e per proteggere questo piccolo animaletto. L'inverno si accorse che un solo albero in mezzo al bianco della neve era ancora verde. Chiese informazioni, chiese spiegazioni e l'uccellino spiegò della generosità di quest'albero e per questo venne premiato con l'eterno verde, quindi diventava un sempreverde e estate-inverno poteva mantenere le sue foglie, i suoi aghi. Un albero generoso, un albero resistente, ma anche una connessione tra la terra e il paradiso, proprio per la sua forma a punta di lancia. Per questo, anche se farò un po' fatica, tenterò di abbracciarlo, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Chiudo qua, bellissimo, giornata fantastica, guardo le stelle e penso a Kerouac che diceva che forse l'orsa maggiore è Dio. Buonanotte. Buongiorno, grazie, evviva! All'alba vincerò! E ora si va in Alpago! E dopo aver dormito così bene a Pranolz, visito la comunità di Chies d'Alpago. Benvenuti nel territorio di Chies d'Alpago, che è il territorio che vedete qua dietro di me. È un territorio, Chies d'Alpago, insieme alla Conca dell'Alpago, che si sta riscattando negli ultimi anni. So che stamattina farete un giro per tutto il territorio, troverete anche degli istituti antichi che sono le regole, sono degli istituti nati dopo il Settecento,
proprio per fare un po' di storia breve, quando cadde l'impero romano nel 476, quello d'Occidente, tutti i terreni incolti, c'era un voto amministrativo, sono dati in mano alla Chiesa. Nella Chiesa in quel tempo, nel 500, nasce San Benedetto da Norcia, che si porta fuori i suoi monaci dai conventi, inizia a lodare Dio fuori dai conventi e soprattutto a lavorare questi terreni incolti. Questi terreni incolti diventano i beni comuni, e questi beni comuni noi abbiamo ancora delle presenze nel territorio, che sono le regole. In altre parti d'Italia si chiamano partecipanze, comunanze, fiteusi, nel sud si chiamano gance. Poi diciamo il vero, e chiudiamo qui questa parentesi, che Sant'Anselmo al Cividale dà un regolamento giuridico a queste regole, e queste regole sono poi i prototipi dei comuni. Noi abbiamo la presenza di queste proprietà ad uso collettivo nel nostro territorio, ne abbiamo 6 dal Teverone fino alla Val Salatis, che poi andrete a farvi un giro. Per chiudere vorrei dire che noi vogliamo continuare su quell'operazione di mantenere il paesaggio culturale. Il paesaggio culturale è quel lavoro che ha fatto l'uomo insieme con i suoi animali da economia per secoli, che ha cesellato e modellato il nostro territorio, e questo territorio diventa attrattivo intanto per noi che vi abitiamo, ma anche per il turista. Il passaggio che noi vogliamo fare sempre di più come amministrazione è mantenere i servizi in questo comune, perché sappiamo che la gente rimane ad abitare nei territori di montagna solamente se ci sono i servizi. Siamo pronti ad aspettarvi a braccia aperte per ammirare le bellezze di questo territorio, che ha delle bellezze uniche al mondo, ma anche per assaporare la gastronomia, il buon vino, ma anche per godere le belle immagini di questo paesaggio che mi sta dietro le spalle. Questo luogo ha una comunità permanente sin dall'antichità. Infatti si dice che il nome derivi da un proprietario terriero di quest'area, Tal Clesium. Diciamo in generale che questa terra è stata abitata sin dall'età del ferro. Dovete immaginare che la parte dove oggi si trova il grande bacino del lago di Santa Croce era paludosa, difficilmente vivibile, quindi le popolazioni si spostavano verso nord in altura. Siamo lungo la Valle del Tesa, che è un emissario del lago di Santa Croce, ai piedi del monte Teveron, che supera i 2300 metri di altitudine. Durante il Medioevo Chies dal Pago è sotto il controllo del comune di Belluno e nel 1324 viene eretto a contea sotto l'amministrazione di Endrighetto di Bonaggio. Nel 1404 arriva la Serenissima Repubblica di Venezia, che sfrutta queste terre soprattutto per l'approvvigionamento di legname che serviva all'arsenale, ma anche per costruire la città. Poi arrivano i francesi, gli asburgici. C'è ovviamente tutto il periodo della fame legato alla Grande Guerra, la Seconda Guerra Mondiale crea disagio e povertà, e c'è un grande momento legato all'emigrazione di questi abitanti, di queste comunità. Pensate che metà dell'Alpago si sposta verso le pianure per trovare finalmente un luogo di lavoro e condurre una vita ovviamente più dignitosa. Invece ai giorni nostri questo luogo si è ripopolato, l'economia è effervescente, ma soprattutto sta arrivando il turismo sostenibile per godere di questi paesaggi straordinari. Ora ci spostiamo davvero di pochi chilometri per godere di una festa incredibile in cui si prepara lo spiedo e assisteremo anche all'inizio di questa avventura gastronomica con la salatura. E siamo in località Roma Scienz, comune di Puos dal Pago, che adesso è tutto al Pago. È il comune unico che ha unito i paesi, siamo nel cuore della Conca, il paesaggio è straordinario e voi fate festa già da qualche giorno, vero? Sì, siamo in piena festa, diciamo. La festa del Pagotto è il secondo anno che lo facciamo. E quanto è dormito stanotte, scusa? Ma poco. Perché alle 6:30... c'è la salatura esatto. Dovevamo immortalare questo momento topico. Sì. Cosa ci metti sullo spiedo mentre va? Il sale. Ma vedo altre robine però. Ma è sempre sale.
Diciamo che è un segreto. Ognuno ha le sue cose, le sue dosi da mettere. Infatti questo è il tuo super spiedo, però ce ne sono altri ragazzi, Sì, c'è una sorta di sfida, diciamo. È la via degli spiedi, organizzato anche questo tanto per portare proprio lo spiedo nell'Alpago, perché non è ancora un piatto tipico dell'Alpago. Sì, è dell'alta marca. No? Dell'alta marca, esatto. E loro volevo esportarlo un po', portarlo qua nell'Alpago. Quindi sei un paladino e un ambasciatore di questa prelibatezza a base di carne che si fa in alta marca. Sì. E oggi, per tutti noi, in Alpago, andiamo con la salatura. Vai Marco! Adesso tu sali e poi lo lasci andare quante ore? Fino a mezzogiorno. Io lo spiedo faccio dalle 6 ore alle 7, dipende un po' anche se è inverno, estate, cambia. Cambia okay, anche di mezz'ora a un'ora. Se... addirittura così tanto? Sì. Diciamo che io dopo, intorno alle 10, faccio una pulitura, in pratica con del vino caldo, della salvia, del rosmarino e qualcos'altro. Io direi, caro Marco, di lasciarti lavorare come tutti gli altri. Noi torneremo a mezzogiorno perché avrò anche il compito di decidere insieme ad altri qual è il migliore, vero? Esatto. Quindi in bocca al lupo a tutti, ci vediamo dopo per assaggiare lo spiedo dell'Alpago. Va bene, grazie. Stasera è festa grande, noi scendiamo in pista subito e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo fra di noi e ballerai finché vedrai sventola bandiera gialla, tu saprai che qui si balla e il tempo volerà, saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore basterà. Sai, quelli che non si vogliono bene è perché non si ricordano di essere stati ragazzi giovani e di aver avuto già la sua età. Finché vedrai sventolare bandiera gialla, tu saprai che qui si balla e il tempo volerà, saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Cattivo, anche questa, sulle mani. Soligo, Come on. apro gli occhi e ti penso ed ho in mente te, ed ho in mente te. Io cammino per le strade
ed ho in mente te. Ed ho in mente te. Ogni mattina, wow, ed ogni sera, wow, ed ogni notte. Ogni mattina, wow, ed ogni sera, wow, ed ogni notte. Marcassa, Madonnina. Ma Marcassa, dimmi. mangi ancora un po' di spiedo? No, no, assolutamente no. Buono, bravi tutti, ma sono satollo. Satollo. Allora, devo dire che è stata un'esperienza per me davvero originale. E sono stato in giuria. Giudice di gara. Giudice di gara. 10 spiedi, hanno vinto i Fiori del Piave. In realtà erano tutti molto buoni, molto simili, per cui era molto difficile. Però c'era vicino a me chi era molto esperto, te lo Ma c'era, io che l'ho preso dopo, ho visto qualche differenza. C'era chi ha messo dentro le patate, chi ha messo dentro le verdure secche. C'era un po' di differenza. Il tuo com'era il tuo? Ma il mio non era in gara, Però com'era? Il mio era, buonissimo. ma penso di sì. Marco non è da solo. No, Voi lavorate Marica. tutto l'anno, ok? Sì. Avete anche un bel locale a Pieve di Soligo. Esatto. Dici qualcosa, sensazioni di questa festa. Che ci compensiamo bene, questa festa più che altro nasce da lui perché è il suo luogo di nascita e lui si commuove solo a guardare. E quindi hai Proprio deciso di mettere a disposizione la tua casa La mia casa, sì. La mia location, come adesso la chiamano location. per tutti. Perché l'idea è nata dai commercianti di Pieve. Dobbiamo fare una festa e poi andiamo in Alpago a farla. E loro no, non c'è la location qua. Io pensavo sempre sta location. Che cos'è sta location? Ho detto. E poi a un certo punto ho detto, ma la casa mia, ho detto, perché non facciamo la casa? Loro no, sai. E allora ho detto, beh, la faccio io. E da lì è partita. Mi pare che insomma... Abbiamo la location che adesso sta diventando una bella location, piano piano stiamo la stai curando sempre di più. Sì, con l'aiuto della Marica, perché se non c'era certo. lei non ce l'avrei fatta, no? Non ce l'avremmo fatta, non ce l'avrei fatta. Un alpagotto trapiantato in alta marca, Sì. a pochi passi, quindi alla fine... Ha rubato i segreti dell'alta marca e adesso cerco di portarli qua su, con la via degli spiedi, con lo spiedo e con un po' di esperienza. Io vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato, vi ringrazio perché se fossi in commisso scriverei delle pagine enormi sul paesaggio che abbiamo intorno a noi, in questo luogo, e soprattutto vi ringrazio perché siete delle persone estremamente sorridenti, accoglienti e poi c'è un termine che a me piace molto, siete delle persone buone. Grazie. Grazie ragazzi, grazie di cuore. Grazie. In the sunshine when she's gone, and she always gone too long. Anytime she goes away. Ai 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 ai, Cristiano. Ci ritroviamo? Ci ritroviamo. In un giorno di festa, in questa conca meravigliosa, come si può evincere guardando anche con disattenzione, che qua è tutto molto bello. E voi state crescendo, Cristiano. Insomma, noi è un po' di anni che ci frequentiamo, veniamo spesso in Alpago perché ogni volta ci offre una cartolina diversa, una visione, un paesaggio diverso, che fa parte però di un meccanismo universale che ci regala questa terra. Solo questa terra regala questo tipo di emozioni. Perché? Hai detto bene, l'Alpago sta crescendo perché è un territorio affascinante, devo dire anche magico. E la natura qui regna ancora sovrana e questo fa sì che chi viene a visitare l'Alpago si trova immerso in un ambiente strepitoso. Stiamo crescendo anche come strutture, questo è vero, però senza stravolgere quello che è l'equilibrio con la natura. Quindi chi viene qui si ritrova in un contesto sempre diverso, anche in base alla stagione, con attività diverse in base all'inverno, all'estate o la primavera o l'autunno, e rimane in un equilibrio con la natura e l'uomo. Poi voi ragazzi del consorzio
avete fatto squadra in questi anni, quindi Prealpi e Alpago sono amici uniti insieme per far conoscere quella parte di montagna che non è essenzialmente legata alle Dolomiti più famose, ma queste Prealpi, a questa conca che invece danno una sensazione, come diceva Buzzati, forse meno gloriosa ma più intima, spirituale, umana, è così, no? È così, è proprio così. Il fatto comunque intanto di fare squadra qui nel territorio, perché con le amministrazioni, con tutti quelli che operano qui, c'è stato un cambio di marcia. Poi non dobbiamo vedere i confini come dei muri, ma come delle cerniere. Lavorare con la parte di Belluno, di Feltre, abbiamo dei soci, ti cito solo un museo, quello degli Scalpellini di Castellavazzo, che è qui vicino, ma è una realtà che va conosciuta e va anche vista. Se uno si trova qui in Alpago, può fare un salto anche nelle zone limitrofe. Poi si sa che il legname del Cansiglio, il legname invece che proveniva da più nord, ha questo filo di legame continuo con gli zattieri del Piave, quindi insomma tutti i beni primari partivano da qua e dalle montagne per andare verso Venezia. E voi avete mantenuto viva questa appunto natura che definirei proprio pura, non semplice, pura. E quindi purezza è bellezza e spiritualità. Grazie Cristiano. Grazie mille. Grazie. Vigneto con Katia, Sì. Grazie intanto dell'accoglienza. Grazie a voi. E questa è una zona molto particolare per tutto l'Alpago, perché qua da sempre si è prodotto il vino. Sì, vino per autoconsumo, non per vendita, però diciamo che tutte le persone dell'Alpago, gli uomini, perché una volta le donne non si potevano andare al bar, venivano qui nei due locali che purtroppo ahimè adesso sono chiusi per bere il vino di Cotenzano. E come mai proprio in questo luogo c'è stata questa idea di piantare secoli che furono il vino? Forse perché c'era, voglio dire, una climatizzazione naturale molto particolare, un terreno buono? Sì, il terreno buono e soprattutto il clima, perché qui rispetto a tutti i paesi dell'Alpago, anche proprio limitrofi, da un chilometro all'altro, c'è una temperatura sempre di 4-5 gradi superiore, sia d'inverno che d'estate. Quindi questa zona è baciata dal sole? È in pendenza, come potete vedere, siamo tutti in pendenza, baciata dal sole, terreno calcareo argilloso, ottimo per tutto il vino, ma soprattutto per il Pinot Nero, e grande escursione termica, che ti dà la freschezza, l'acidità. La cosa che mi ha colpito subito, se mi permetti, è che sento in te una potentissima passione per questo lavoro. Ahimè sì. A un certo punto hai deciso di cambiare qualcosa. 40 anni, 41, adesso sì, 41, ho lasciato il lavoro con il mio compagno, seguivo la contabilità in azienda. Tutta un'altra roba quindi. E ho detto Gianluca, io ho il richiamo della terra. Sono nata dalla terra, ho sempre vendemmiato da piccola, sempre usato il profumo del vino, appassionata di vino da sempre. Tengo a precisare che non sono enologa, viticoltrice, niente, ho solo una gran passione e quella... Ha portato però a grandi risultati. Sì. Ricordiamo che la magia di avere dei parenti in Francia, un cugino in particolare, che peraltro è enologo in Francia. Sì, vedi che poi la fortuna ogni tanto è girata. Bacia. Sì. Proviamo, facciamo un tentativo, hai fatto poche bottiglie, le hai mandate in Francia da lui, che è nella zona top, diciamo. Sì, nella Côte d'Or, che è proprio il cuore del Pinot Nero, dove proprio ci sono i grandi Pinot Neri. 2013, 10 bottiglie avrò fatto in questa vigna, perché era in me piccolina ancora, piantata da 2 anni. Mi hai sportato dentro queste bottiglie fatte in casa così, ho detto mamma mia, adesso cosa mi diranno queste? E invece mi ha detto Katia, vai avanti perché hai tutte le carte in regola per fare lui ha detto proprio un gran Pinot Nero.
Quindi ha acceso la fiamma, insomma. Sì, io devo ringraziare mio cugino perché mi ha proprio dato la spinta, altrimenti non avrei avuto questa carica che ho avuto e che ho tuttora. Ma peraltro poi, perché le cose sono cresciute col tempo, tu ti sei sempre più appassionata, hai notato che il prodotto cresceva e nel 2020, se non sbaglio... No, quest'anno con la guida Vino da bere, che mi piace citare perché è una guida serissima, proprio professionale al massimo, alla cieca, abbiamo mandato giù il Corletta, che è questa vigna qua, sì. annata 2020, che uscirà l'anno prossimo in vendita, per cui nessuno ancora, pochissimi l'hanno assaggiata. Abbiamo vinto come miglior Pinot Nero d'Italia ex aequo con un altro piccola cantina. Scusami, è toscana. qualcosa di straordinario, cioè insomma, dall'alpago con furore, mi verrebbe da dire, o no? Grande soddisfazione. E poi tutto questo è un insieme di cose, abbiamo parlato del clima, del terreno, dell'esposizione, della passione del lavoro che fate voi due, ma soprattutto qui si vendemmia in maniera eroica, quindi dentro c'è forza, energia e volontà. Qui si vendemmia ovviamente a mano, però c'è la grande selezione in vigna, cioè in una piccola superficie abbiamo tanto lavoro perché il grappolo viene staccato, tagliato e poi selezionato tutto prima di mettere in cassetto. E poi abbiamo la fortuna di avere la cantina qui vicinissimo e quindi l'uva arriva subito a Pigia di Raspata e poi via tutto il processo. Però il tuo regno è qua, in mezzo ai vitigni, vero? Sì. Tu vuoi stare qua. Sì. E secondo me questa tua grande passione, questo desiderio di vivere questa natura e questa agricoltura eroica produce quel ben di Dio che adesso, se sei d'accordo, andiamo a degustare. Certo, andiamo assolutamente, con piacere. Abbiamo guadagnato, Katia, questa terrazza di pace. Sì, direi proprio di sì. E su questa tavola c'è una bottiglia delle 3 che voi producete di Pinot Nero. Questo è il Corletta, perché Corletta è un nome a cui sei profondamente legata a livello familiare. Certo, Corletta è il soprannome della mia famiglia, perché qui a Codenzano siamo 60 famiglie, 50 adesso non mi ricordo, Zanon, e ognuno ha il suo soprannome, quindi io ho voluto... Questo è il mio vino, perché poi il mio compagno ha il suo, che è Francesca, perché è tutto nostro. Questo è il mio vino con il mio soprannome di famiglia e la vigna Corletta, quindi questo è il mio vino del cuore. Quindi abbiamo raccontato la vigna, questo clima particolare che produce questo nettare qua, il Pinot Nero, che è molto simile al Pinot Nero francese, diverso da quello alto atesino, vero? Sì, io ci tengo a dirlo perché il nostro Pinot Nero ha un colore scarico, ha una giusta acidità data dall'escursione termica che c'è qui in questa zona, e quindi è un vino leggero, scarico, non opulento, non corposo, non pesante, è un vino fresco e soprattutto il Corletta 2020 ha dei profumi balsamici dovuti anche al bosco che ci circonda. Piccoli frutti, soprattutto piccoli frutti scuri, ribes nero, cassis, caffè, cacao, quindi è un vino succoso, ha una buona beva, quindi non ti stanca, ti chiama sempre a bere il secondo o il terzo bicchiere. Ed è elegante. È elegante e suadente e io, se posso concludere, è emozionale. Che bello, però bisogna assaggiarlo. Adesso lo assaggiamo. Poi tu accompagni questo vino, perché fra un po' aprirete la cantina nuova. Sì. Passo per volta state creando uno sviluppo ovviamente legato soprattutto alla qualità del prodotto. Sì. E probabilmente lo farai degustare con i prodotti a chilometro zero che avete qua intorno. Assolutamente. Formaggi di malga, presumo. Assolutamente, formaggi di malga. Noi abbiamo delle eccellenze nel territorio. Le 2 malghe, che è la malga Hillary e c'è la Lisa Calvi, che stanno 2 ragazze bravissime che stanno facendo un lavoro con tanta passione, e quindi noi con la cantina nuova avremo il progetto di fare delle degustazioni con i prodotti locali. In questo luogo meraviglioso io brindo con te, Katia, brindiamo anche
a Gianluca, Sì. che voi due siete un corpo e un'anima e lavorate Noi insieme. ci sosteniamo il giorno che magari sono più giù di morale io, perché difficoltà ci sono, sì, adesso non raccontiamo tutto bello, tutto rose e fiori. E quindi il giorno che sono giù io mi tiro su lui e viceversa, e andiamo avanti. E questo è il segreto. Si chiama amore, e questo amore è riversato in questo magico nettare che è il Pino Nero Corletta di Katia e Gianluca. Evviva! Sì. Ho scelto una canzone che avrò suonato migliaia di volte, proprio perché chi l'ha scritta, riferendosi al luogo nel quale si trova in quel momento, parla di un luogo vicino al paradiso e probabilmente se si fosse trovato qui avrebbe scritto le stesse identiche parole. Almost heaven, West Virginia, Blue Mountain, Shannon on the river. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, going like the breeze. Country road, take me home to that place I belong, West Virginia. Oh, my mama, take me home, country road. I hear a voice in the morning as she calls me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country road, take me home to that place I belong, West Virginia. Oh, my mama, take me home, country road, take me home, country road, take me home, country road. Alle nostre spalle c'è un paesaggio davvero universale, bello, magico, che ti rinfranca lo spirito. E proprio per questo paesaggio avete deciso a un certo punto di compiere un'azione nella salvaguardia di questa meraviglia che è la Conca del Pago. Cos'è successo? Ma ci siamo trovati alcuni anni fa con degli amici, un gruppo di amici che amano il territorio, come tanti ce ne sono qui nel nostro territorio dell'Alpago, e abbiamo voluto valorizzare un qualcosa che avevamo già di nostro, le casere, le baite come vengono conosciuti, gli chalet. In realtà abbiamo recuperato dei fabbricati che già c'erano, quindi non abbiamo tolto terreno, diciamo così, alla natura. Abbiamo ristrutturato cercando di valorizzare e mettendo altissima qualità sia nei particolari, poi creando anche delle spa e così questi fabbricati, creando 7 alloggi in questa zona e che mettiamo a disposizione degli ospiti, cioè chi vuole venire a vivere quello che hai appena detto te, cioè questo territorio per come è, il territorio bellissimo dell'Alpago, un territorio poco antropizzato che dà la possibilità a uno di venire qua e respirare al 100% la natura. Qui vicino a noi c'è una delle caserme che citavi e vedo questa statua di un artista davvero straordinario, anche lui alpagotto, vero? Abbiamo fatto questo progetto che l'abbiamo presentato questa primavera, appunto nato da questo gruppo, da noi soci delle casere, Luxury, e questo è un progetto, abbiamo creato un percorso artistico che si chiama Casere Arts and Nature, coinvolgendo Raul Baratin, che è un artista proprio qui di San Martino dell'Alpago, che ha prodotto che ha creato queste opere d'arte. Quindi stiamo vedendo una tra terra e cielo, poi eventualmente se riusciamo a farci un giro vi faccio vedere le altre che sono veramente anche
messi in dei posti particolari. Quindi chi viene qui nel nostro territorio può venire a farsi un giretto e gustare questo connubio tra arte e paesaggio e natura, che ha creato il Signore, mi verrebbe da dire. Dal lago alle montagne, qui iniziano i boschi, e i boschi so che hanno un'amministrazione particolare, vero? Sì, le regole, praticamente da qui, da 1000 metri in su, il territorio dell'Alto Alpago è gestito appunto dalle regole. Adesso scopriremo cosa sono le regole. Lascio raccontare poi agli altri. Grazie Claudia, grazie Dario. Grazie a voi. Davide, Carlos, è difficile per me spiegare la storia che rappresentate, perché qua si parla di radici antiche che hanno governato non solo la montagna ma delle comunità intere per secoli. Sono dei regolieri. Carlos, cos'è una regola in Alpago? Innanzitutto benvenuto Lele in queste zone. Bellissimo. Le regole sono delle antiche realtà che nascono dai Longobardi. I Longobardi sono venuti qua nel 700 d.C. e hanno importato questo modo di gestire il territorio. Non esisteva la proprietà privata, ma la proprietà collettiva di una collettività. Un piccolo villaggio aveva capito che il territorio doveva essere dove lui mangiava, cacciava, viveva, doveva essere gestito accuratamente con delle regole chiare. E questo è stato tramandato fino ad ora, quindi queste realtà discendono da dei padri fondatori e per eredità di famiglia siamo arrivati fino a noi. E Venezia non le ha soppresse, Napoleone nemmeno, si sono mantenute. Sì, si sono mantenute perché chi è arrivato da fuori ha visto che queste realtà funzionavano, erano cosa buona e comunque hanno permesso a queste comunità di vivere in territori difficili, molto aridi, molto duri, che però davano un qualcosa e questo qualcosa doveva essere curato e salvaguardato e gestito. Quindi queste regole sono fatte essenzialmente, si chiamano tecnicamente proprietà collettive, sono fatte dai regolieri, che sono... tipo da esatto, noi siamo presidenti entrambi di due regole. In Alpago, in comune di Chiesti sono 6 regole, nell'Alpago ce ne sono 7, in tutto l'Alpago. La regola è fatta dalle famiglie e dal territorio, quindi dai beni che queste famiglie amministrano da sempre, che sono pascoli, come vedete attorno a noi, e boschi per scaldarsi una volta. Ora il bosco ha un commercio, un valore economico. Il pascolo viene affittato a delle aziende agricole locali dove pascola l'agnello dell'Alpago, nel caso mettete nostro. a disposizione la malga e il pascolo come servizio alla comunità, in qualche modo. Sì, allora, una volta era così, ora il pascolo viene appunto affittato e il bosco viene venduta la legna. I proventi che arrivano da queste attività vengono discussi ogni anno nell'assemblea, ci si ritrova tutti assieme, si discute sul bilancio e si dice bene, questi proventi quest'anno faremo un pezzo di strada che è andata giù l'anno scorso a causa delle piogge, oppure metteremo a posto la stalla, il tetto della stalla, quindi vengono reinvestiti nel patrimonio, perché dobbiamo dare alle generazioni future una cosa migliore di quella che abbiamo trovato. E com'è vivere qua? Ti piace? Basta guardare cosa abbiamo dietro di noi. Vivere qua non è facile, ma è molto bello. Sì. È molto bello e ti dà quel momento, quella serenità, quella tranquillità che magari in altri posti, che qualcuno ci invidia. Sono convinto. Magari è fatica a raggiungerla, però è molto premiante, insomma, ti dà molta soddisfazione. Grazie ragazzi. Grazie a te, Lele. Viva le regole! Viva le regole! Evviva! Io, innanzi a queste storie, con un paesaggio così straordinario, mi viene quasi tipo da piangere, da ritirarmi in me stesso, perché davanti alla bellezza non ci sono altre parole da spendere. Raggiungo Ivo Gallo per chiudere questa meravigliosa avventura.
Dimmi, Lele Marcassa. Sei contento? Contentissimo. Guarda che panorama. Sì. Il lago di Santa Croce, che bello. Sì, la conca nella Finisce questa nostra avventura, ahimè finisce. Se mi permetti, ai noi, se mi permetti, con delle parole di Dino Buzzati. Vai. Che diceva: in montagna l'illusione del passato non c'è invece e come in certi nostri angoli di campagna che pure hanno subito nel giro dei secoli o anche dei decenni chissà quante metamorfosi. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, si chiude questo viaggio. Se vorrete, ci troviamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. Tutti a Belluno, Nevegal, Valmorel, Alpago, a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri tutti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, mi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.